supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. Your mother, so-and-so, and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Te la ridò io l'America, l'appuntamento settimanale su quello che succede direttamente dal paese a stelle e strisce. Importantissima questa giornata è l'Election Day. Insomma, oggi si deciderà il futuro del mondo e anche dello schieramento occidentale, con le elezioni fra soprattutto Donald Trump e Kamala Harris per il Partito Repubblicano e Partito Democratico. Vi sono anche altri candidati minori, però probabilmente non riceveranno tantissimi voti, ma sarà importante vedere, e oggi ve ne enuncerò in sintesi, in piccola parte, su quello che si baseranno i loro programmi. Sarà importante vedere quanti voti toglieranno a uno o all'altro candidato. Insomma, le elezioni americane, tra l'altro, in realtà non finiscono oggi, ma in teoria il voto si avrà poi a dicembre. Perché? Perché vi sono 538 grandi elettori che ricevono il voto da parte poi dei cittadini in queste elezioni di novembre, che quindi delegheranno questi grandi elettori la loro preferenza fra uno o l'altro candidato. E questi 538 elettori in teoria dovranno poi seguire il voto popolare del loro stato. A seconda poi della maggioranza in ogni singolo stato vi è poi la vittoria di uno dei due candidati. Quindi se in Pennsylvania, per esempio, Donald Trump prende la maggioranza dei voti, vince tutti questi delegati della Pennsylvania che voteranno poi a favore di Donald Trump a dicembre. Non è mai successo che un delegato si schieri dalla parte opposta rispetto al voto degli elettori, nonostante non sia costituzionalmente contro le regole. Ma perché l'Election Day poi, tra l'altro, dura più di un giorno? Abbiamo visto sicuramente più volte, avete visto anche voi, che sia Donald Trump sia Kamala Harris hanno chiesto più volte ai propri elettori di votare prima del giorno ufficiale delle elezioni, il 4 novembre 2024. Le votazioni possono essere poi effettuate sia di persona sia per posta, con, ricorderete, i famosi imballaggi poi elettorali, i famosi voti postali che sono stati criticati nel 2020 e che nel 2024 invece sono usati in larga parte da entrambi i candidati. Vi sono poi stati diffusi dei video che l'FBI ha descritto come falsi, di tentativi di cercare di truffare il sistema elettorale via posta. Vi sono stati anche dei tentativi per cercare di dare fuoco a questi imballaggi elettorali, a questi voti elettorali per posta. Molto, molto interessante anche per quello che poi succederà a seconda della vittoria di uno dei due candidati. Non è mai successo, tra l'altro, che i candidati alla presidenza degli Stati Uniti arrivassero a una parità, se non nel 1800. Ma le regole all'epoca erano diverse. Attualmente, nel caso i due candidati arrivassero a una votazione di parità fra i grandi elettori, sarebbe poi il Senato
a decidere il presidente e il Congresso a decidere il vicepresidente, come determinato tra l'altro dalla Costituzione americana. Gli swing state, tra l'altro, sono gli stati da tenere d'occhio durante queste elezioni e sono la Pennsylvania, soprattutto il Michigan e gli altri stati soprattutto del Midwest, quindi quelli che secondo me vengono dispregiamente chiamati stati in cui vi è una maggioranza di elettori bianchi che non hanno ottenuto la laurea. Questo è un metro di paragone discriminatorio che avviene negli Stati Uniti soprattutto a sfavore degli elettori di Donald Trump. Il Missouri è un altro degli swing state molto, molto importanti da tenere d'occhio. Avete visto sicuramente la battaglia, tra virgolette, per la Pennsylvania e per il Michigan, con la Pennsylvania soprattutto perché è anche lo stato natio del presidente Joe Biden ed è uno stato in cui vi è una maggioranza di lavoratori, dicevamo prima, bianchi senza laurea che sono uniti, tra l'altro, sono riuniti in sindacati che negli Stati Uniti sono delle vere e proprie organizzazioni importanti, non quanto quelle italiane, ma stanno avendo sempre più piede perché purtroppo negli Stati Uniti i diritti dei lavoratori sono meno considerati rispetto che all'Europa. Vi è tra l'altro un aumento, sembra questi ultimi sondaggi, quindi è tutto molto parziale, un aumento degli elettori arabi nei confronti soprattutto di Donald Trump e dell'altra candidata minore, Jill Stein, che è la candidata del Partito dei Verdi americano. Donald Trump viene però descritto come il candidato che, secondo questa fetta di elettori arabi americani, potrebbe mettere fine poi alle guerre in Medio Oriente. Per questo molti arabi, quindi americani, con probabilmente famiglie, parenti ancora in Medio Oriente che subiscono gli effetti della guerra, effetti di una guerra che purtroppo è avvenuta durante un'amministrazione Biden-Harris molto carente per quanto riguarda la politica estera. Tra l'altro il presidente Biden è stato criticato proprio dai media vicini ai democratici in questi ultimi giorni per aver dato un assist a Donald Trump, perché Joe Biden ha descritto gli elettori che votano Donald Trump come immondizia, come spazzatura. Ha cercato di fare un discorso a favore degli elettori latinos in Puerto Rico e in altre parti degli Stati Uniti, ha cercato di descrivere Donald Trump come un personaggio negativo proprio per queste comunità minoritarie, ma alla fine è venuto fuori il classico discorso che aveva messo anche Hillary Clinton KO nel 2016, ovvero quello di discriminare, quello di prendersela con gli elettori del candidato avversario. Hillary Clinton nel 2016 descrisse gli elettori repubblicani come uomini, tra l'altro, soprattutto, questo è molto importante sottolineare, uomini miserabili. Per questo poi avete visto sicuramente le foto di un Donald J. Trump in un camion dell'immondizia, proprio per simboleggiare il fatto che lui in realtà è vicino agli elettori latinos, che lui è vicino ai propri elettori e che lui giustamente non lascia nessuno dietro di sé. E lui è a favore di qualunque minoranza. Perlomeno questo è il messaggio che sta cercando di far trasparire durante la propria campagna elettorale. L'abbiamo visto al McDonald's più volte, in cui ha donato pasti ai propri elettori, oppure addirittura ha servito nell'ultima settimana il cibo ai propri elettori. Lo abbiamo visto ai confini per cercare anche di manifestare la vicinanza alla polizia di controllo, e ricorderete che il sindacato
della polizia che controlla i confini si è schierato a favore di Donald Trump ed addirittura il rappresentante è apparso durante un suo comizio elettorale. Kamala Harris intanto è apparsa in una puntata di un noto talk show e programma comico Saturday Night Live, cercando tra l'altro di apparire all'ultimo minuto e in una comparsa in cui ha parlato con la sua controparte, con la sua parodia, per fare un discorso alla fine elettorale, ed è stata criticata dalla commissione che controlla la comunicazione delle federale, no? Della comunicazione, agenzia proprio per la comunicazione federale, ed è stata criticata perché ha fatto questa comparsa all'ultimo minuto proprio per cercare di andare contro le regole, proprio per cercare di sviare le regole che sono una sorta di par condicio come in Italia, per fare quest'ultimo rally, quest'ultimo comizio elettorale in TV senza neanche il contraddittorio, ovviamente, figurarsi, per Kamala Harris figurarsi il contraddittorio, e tra l'altro cercando anche di mediare il pasticcio che aveva fatto Joe Biden durante questo suo discorso elettorale. Joe Biden, appunto, criticato da tutti i media con prima, ricordiamoci sempre, durante la sua campagna elettorale, quando ancora era lui il candidato alle presidenziali per il Partito Democratico, descritto come un santo, un apostolo, che nonostante le difficoltà di salute aveva deciso di correre per la salvezza degli Stati Uniti. Ora bombardato perché potrebbe mettere in difficoltà la Golden Child Kamala Harris, la bimba d'oro, come possiamo tradurre in italiano. Una Kamala Harris che ha cercato quindi di distanziarsi anche dalla gaffe di Joe Biden, sta continuando a dire di essere lei l'anti-Trump, quindi una campagna elettorale più che per promuovere contenuti, più che per promuovere idee, una campagna elettorale a sfavore del candidato avversario. Ci ricordiamo tutti, noi italiani, come poi finiscono queste campagne elettorali solitamente. Speriamo che avvenga lo stesso dal 4, possiamo dire, da oggi in poi. Intanto vi sono un aumento, purtroppo, di episodi antisemiti, con addirittura una sparatoria nei confronti di un uomo ebreo, che è stata poi tra l'altro descritta anche da una conferenza stampa da parte del sindaco di Chicago, un uomo ebreo che è stato sparato nel proprio vicinato da un'altra persona che sembra sia stata di origini arabe. Quindi parliamo proprio di uno dei tanti episodi antisemiti che non vengono descritti purtroppo invece dai media democratici, vengono veramente buttati, diciamo, sotto il tappeto. Il sospettato è Sidi Mohammed Abdullahi, di 22 anni, che sembra proprio abbia sparato anche all'ambulanza e ai poliziotti prima di essere poi tra l'altro arrestato. Tanti quindi episodi sia antisemiti, sia addirittura contro chi sostiene Donald Trump. Ricorderete la donna che durante una partita di baseball è stata cacciata per indossare il cappellino MAGA, che rappresenta insomma lo slogan cardine di Donald Trump per le sue campagne elettorali, sia del 2016, sia del 2020, sia del 2024. Un uomo a New York è stato picchiato in un supermercato per aver indossato un cappellino a favore di Donald Trump. Quindi sembra proprio che il clima politico, che purtroppo ha portato anche
ai 2 attentati all'incolumità e alla vita di Donald Trump, sembra proprio che il clima politico sia ancora molto, molto teso. Tra l'altro, la Casa Bianca, ritornando alla gaffe di Donald Trump, di Joe Biden, quando ha parlato dei supporters di Donald Trump, quando ha parlato proprio degli elettori di Donald Trump, ha alterato il messaggio, la comunicazione del presidente Joe Biden per cercare di smarcarlo dalle possibili controversie. Non è bastato, perché poi il messaggio originale è stato poi rinvenuto da tutte le fonti di informazioni, anche quelle più vicine alla campagna elettorale di Kamala Harris, che hanno tutte pubblicato il messaggio originale. Una campagna elettorale quindi veramente basata quasi più sugli insulti, una campagna elettorale che ha riportato la famiglia Cheney in pompa magna all'interno del mainstream americano, una famiglia Cheney che è stata attaccata giustamente da Donald Trump e che viene difesa paradossalmente da tutte le agenzie stampa, da tutti i media vicini ai democratici, con addirittura parole di vicinanza per una famiglia Cheney che secondo me 20 anni fa era molto molto simpatica, tra virgolette, a questi media democratici quando mandava le truppe in Iraq. E con quest'ultima notizia io vi saluto, vi aspetto poi martedì, che parteciperò insieme ad Antonino Danna allo sfoglio della campagna elettorale americana. Grazie per l'ascolto, grazie per l'attenzione, una buona giornata a tutti. Grazie ancora. Avete ascoltato Te la ridò io.